è un'iniziativa che parte da livello nazionale, perché dobbiamo ricordare che noi, Regione Friuli-Venezia Giulia, siamo un po' un'isola felice rispetto ad altri territori dove ci sono paesi e paesi che non fanno nessuna attività sportiva. Quindi il CONI ha voluto distribuire sul territorio nazionale questa iniziativa. Noi abbiamo scelto due comuni che non è che siano sprovvisti del tutto di attività sportiva, ma che hanno difficoltà a farlo per oggettive ragioni: Savogna di San Pietro Natisone e Prato Carnico. Per cui siamo partiti con le due amministrazioni comunali, siamo partiti nelle scuole, siamo partiti con i nostri istruttori e abbiamo visto che c'è un importante, discreto, ma secondo me entusiasmante riscontro da parte della popolazione e dei giovani che hanno trovato lì l'occasione per fare attività motorie e un po' di sport, e quindi l'obiettivo, per quanto mi riguarda, è stato raggiunto, perché era proprio quello di far arrivare lo sport laddove ha difficoltà di raggiungere. Ovviamente cammin facendo si trovano luoghi e comuni che hanno queste difficoltà, però ripeto, come ho detto all'inizio, che fortunatamente in questa nostra regione non c'è quasi comune che non abbia il suo campo di calcio, non c'è quasi un comune ogni 1,5 che non abbia una palestra o un impianto o una scatola chiusa dove poter fare attività motoria. Questo per dire che noi veramente come Regione Friuli-Venezia Giulia, dal punto di vista della dotazione degli impianti, siamo un'isola felice. Dovete credermi, perché verificando e confrontandomi con altre realtà del nostro paese, della nostra Italia lunga e stretta, come dico io, ci sono territori sprovvisti del tutto di impianti sportivi. Però noi vogliamo anche nella nostra regione, come dire, aiutare laddove ci sono delle difficoltà. Vorrei intanto ringraziare l'onorevole Giorgio Brandolin, perché questo progetto rivolto ai giovani e meno giovani è stato proposto successivamente ad un incontro che abbiamo avuto fortuito, diciamo, a Savogna, perché l'onorevole oltretutto professionalmente è anche collaudatore, è venuto a collaudare praticamente una struttura della protezione civile, e lì io ho avuto modo di conoscerlo in quella giornata lì. Gli ho fatto vedere cosa c'è, diciamo, all'interno nel capoluogo di Savogna, cosa abbiamo di bello e di interessante. Abbiamo una struttura sportiva, abbiamo una gradinata e una tettoia, abbiamo un campo sportivo, c'è una squadra di calcio amatoriale che opera sul territorio, opera anche a mio avviso molto bene, anzi quest'anno devo dire che è passata anche di categoria, è andata in eccellenza a livello dilettantistico. Gli ho fatto vedere questa struttura e tutti i problemi che ci sono dietro a questa struttura: la tettoia che perde acqua, lo spogliatoio che ha difficoltà, e lui mi è parso di aver capito che si è preso a cuore il nostro territorio. Dopo un 5-6 mesi è venuta vicino la segretaria, la Erika, e mi ha illustrato questo progetto da parte del CONI. Ecco, la signora Erika ha proposto come Savogna come capofila per questo progetto per i giovani, di fare delle attività ginnastica, insomma, per i bambini, se c'era la disponibilità di qualche insegnante per portare avanti questa attività. L'insegnante è stato trovato in Mattia, che ha dato la sua disponibilità, e da qui è partito l'idea. Purtroppo noi a Savogna abbiamo una struttura, però non è adeguata, e io mi sono rivolto al sindaco, al mio collega sindaco di San Pietro, al signor Mariano Zufferli, e gli ho detto quello che stava succedendo, e lui mi ha dato la piena disponibilità di utilizzare la struttura di San Pietro al Natisone, e da qui è partito il progetto. Inizialmente ero un po' scettico, no? Perché tutte le cose nuove, anche di queste iniziative non siamo abituati noi qui nelle valli, quindi ero un po' perplesso, no? Che ci fosse partecipazione. Inizialmente c'erano 3-4 bambini, adesso
molto felicemente vedo che ci sono oltre 20 bambini che partecipano a questo progetto. Tutti i punti di aggregazione, i momenti di socializzazione per noi sono molto importanti. Io vedo che c'è partecipazione, c'è anche i genitori e i bambini sono contenti, almeno mi dà l'impressione, quindi ben vengano insomma progetti di questo genere. E noi siamo sparsi un po' nelle Valli Antisone, siamo sparsi dal Mataiora a Montefosco, abbiamo piccole frazioni, quindi io credo che visto come stanno andando le cose potrebbe essere sicuramente preso in considerazione dai miei colleghi sindaci, siamo in 7 qui nelle Valli Antisone e adesso siamo in 2, ma penso che verranno vicino anche gli altri sindaci. Io sono da un anno circa il sindaco, prima ho fatto 10 anni di vice sindaco e curavo direttamente per quanto riguarda tutti i lavori pubblici eccetera. La volontà dell'amministrazione all'epoca era proprio di investire quelle poche risorse che ci sono, tutte nella parte scolastica, e quindi questa struttura è a supporto dell'attività scolastica e di conseguenza è rientrato anche nella programmazione. Noi abbiamo sistemato completamente, ha messo a norma tutta la palestra adiacente e abbiamo fatto questo campo di calcetto che in 4 fasi, perché chiaramente le risorse non soddisfavano completamente la realizzazione in un'unica fase, ma in 4 fasi siamo riusciti a completare questo campo di calcetto. Ecco. Quindi adesso in questo caso qua, in questo momento qua abbiamo la palestra e adiacente abbiamo il campo di calcetto, ma soprattutto per quelli di una certa età che la vita ormai è sedentaria, la parte motoria diventa indispensabile. Quindi tutti questi progetti qua, io condivido pienamente il progetto del CONI, che anche tramite il comitato regionale del CONI, che entra in queste fasi e ritengo un progetto veramente valido e a 360 gradi. Praticamente ci troviamo ogni mercoledì dalle 4:30 alle 6 nella palestra comunale di San Pietro Antisone. Gli obiettivi del corso sono migliorare le capacità motorie. I bambini devono adattarsi a schemi motori come la coordinazione, l'equilibrio, la forza e l'agilità. Devono sapersi adattare in base agli spazi, agli oggetti, a sapere collaborare col compagno, collaborare con i componenti della squadra, sapere cosa vuol dire vincere, sapere affrontare la sconfitta e sapere collaborare e raggiungere l'obiettivo di squadra. Gli esercizi sono tutti quanti mirati al miglioramento della capacità aerobica e anaerobica, però lo scopo principale è anche il divertimento e quindi il gioco, sia il gioco individuale che il gioco di squadra. Solitamente la lezione dura 1 ora e mezza, diciamo che la prima parte è rivolta al riscaldamento, dove i bambini hanno diverse posture, diversi tipi di camminate, avanti, indietro, laterale. La parte centrale è più destinata alla tecnica e al miglioramento della coordinazione. La parte finale, l'ultima mezz'ora, è sempre dedicata al gioco. I bambini vengono tutti quanti dalle Valli Natisone, maggiormente da parte di San Pietro Natisone, gli altri tutti quanti i paesi vicini. Sono bambini che frequentano la scuola primaria, quindi dai 6 ai 11 anni, e sono tutti bambini che vengono con grande soddisfazione e sono veramente contenti di partecipare a questo progetto. Io insegno educazione fisica sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria, faccio allenatore di calcio in una squadra sempre di San Pietro Antisone. Questa è la mia prima esperienza lavorativa come referente dell'attività motoria per il progetto del CONI, e sono veramente soddisfatto perché dato che abito nelle Valli Natisone e ci sono poche associazioni sportive, se non che la Valle Natisone e la Polisportiva e Salonar di pallavolo, questa è un'attività motoria che serve perché i bambini non hanno queste azioni sportive, devono recarsi fino a Cividale o nella zona friulana di Udine per poter iscriversi a qualche altra associazione sportiva.